di qualificarsi alle Olimpiadi di Atlanta. Ai mondiali di Sabah, infatti, le azzurre non sono state in grado di... Amici all'ascolto, buon pomeriggio da San Rocco a Pilli, siamo in provincia di Siena, precisamente nella tenuta della Bagnaia che per il secondo anno consecutivo ospita la finale dei campionati assoluti salto ostacoli, 29esima edizione, è la domenica che assegna le medaglie. L'ultima categoria in programma è articolata su due percorsi diversi ideati dallo chef de piste Uliano Vezzani. Si riprende il primo percorso dopo un intervallo, dopo una pausa di circa mezz'ora. Vi abbiamo proposto in precedenza in diretta i cavalieri binomi che occupavano le posizioni dal 20° posto all'11°. Ora seguiamo i top 10, i cavalieri meglio piazzati dopo le prime due categorie. Di questa seconda tranche abbiamo già visto all'opera Loris Pugliatti in sella Premier, 4 penalità, ottimo comportamento per Pugliatti, un solo errore agli ostacoli. Nelle prime due categorie questo binomio aveva totalizzato 34 penalità e 93, quindi un parziale di 38 e 93, non è ancora il bottino definitivo perché a questo bisognerà aggiungere le eventuali penalità che il binomio raccoglierà nel secondo tracciato, un percorso differente da questo. Nel primo collegamento avevamo seguito i cavalieri dalla 20ª all'11ª posizione. I migliori erano stati Manuela Bedini in sella Desirée di San Benedetto, il binomio campione d'Italia uscente, 4 penalità, come Bruno Chimirri in sella a Lady Bell, un solo errore agli ostacoli. Non abbiamo ancora assistito a un percorso netto, dunque i migliori nella giornata odierna sono Manuela Bedini, Bruno Chimirri e Loris Pugliatti con 4. Intanto c'è il primo netto della giornata, quello di Stefano Cesaretto, un quarto di penalità però per aver superato il tempo massimo che è di 77 secondi, il tempo limite è di 154. Questo tracciato misura 510 metri, la velocità è di 400 metri al minuto, è una tabella A. 11 ostacoli per 14 salti. Ora Andrea Riffeser con Monriff 88, cavallo di origine francese di 12 anni. Questo binomio occupa l'8° posto della classifica provvisoria con un totale di 28 penalità e 43. Quest'anno al 3° posto in Gran Premio Italia a Castellato. I binomi dal miglior piazzamento sono quelli costituiti da Valerio Sozzi, Gisovat Asmodina in testa con 11 e 23, a ridosso Arnaldo Bologni e Mayday con 12, poi Natale Chiaudani, Rengol de Luin 17 e 58, Giuseppe Donofrio, Roby Foulard Bruship con 21 e 59, Paolo Garofalo Julius con 23 e 90. Ora seguiamo Andrea Riffeser e Monriff che si sono aggiudicati la seconda categoria ex aequo con Natale Chiaudani, Rengol de Luin, Valerio Sozzi e Gisovat Asmodina. Una piacevole sorpresa per questo dilettante appassionato che ha montato in modo molto diligente in questo concorso. Dunque si è rivelato all'altezza di un saltatore veramente attrezzato, anche se ha commesso errore all'elemento d'uscita della gabbia di dritti. Ora va verso la parte conclusiva del tracciato Riffeser, che è il padrone di casa qui alla Bagnaia. Applausi per lui dopo il superamento del passaggio di sentiero numero 11 che ha le dimensioni di 1,5 m per 1,60 m, 4,5 le penalità, c'è anche un'infrazione di tempo 4,25 da aggiungere alle precedenti 28 e 43. Per Riffeser e Monriff 8ª posizione. Ora in 7ª posizione provvisoria Duccio Bartalucci in sella a V Golda, un primo piano molto suggestivo
dell'impegno di Rifeser e Monrif, immagine proposta dalle telecamere dell'Esterna 2 di Milano guidate da Roberto Gambuti. Ora Duccio Bartalucci, modenese di nascita, romano di adozione. Bartalucci ha già vinto il campionato italiano assoluto. Nell'albo d'oro di questa manifestazione troviamo ai vertici l'indimenticabile Graziano Mancinelli con 6 vittorie, poi Filippo Moyerson 4 successi. Filippo in questa edizione non ha avuto troppa fortuna. Poi a 3 successi troviamo Raimondo Dinzeo, a 2 il fratello Piero e Giorgio Nuti, che non è presente in veste di cavaliere qui alla Bagnaia, lo abbiamo visto in borghese. Ha voluto comunque essere vicino ai suoi colleghi in una manifestazione che è importante, e a testimonianza di questo vorrei segnalare la difficoltà del percorso odierno. Un solo percorso senza errori agli ostacoli è quello di Stefano Cesaretto, un quarto di penalità per il tempo in sella a Luis. Cesaretto che occupava la 9ª posizione. Bartalucci si presenta a questa terza categoria che assegna le medaglie con un parziale di 26,71. 4 penalità per Bartalucci e Vigolda. Cavalla dal temperamento un po' pepato e occorre tutta la maestria, la mano sapiente di Duccio Bartalucci per ottenerne il massimo del rendimento. Intanto sono 8,25 le penalità per Bartalucci, 8,25 da aggiungere alla 26,71. Non è ancora un risultato definitivo perché, lo ripeto ancora una volta, più tardi nel pomeriggio si effettuerà il secondo percorso, differente rispetto a questo, e allora si definiranno le posizioni e si aggiudicheranno le medaglie. In area di medaglie naturalmente Valerio Sozzi, Arnaldo Bologni, Natale Chiaudani, qualche speranza anche per Paolo Garofalo e Giuseppe Donofrio, e perché no anche per Massimiliano Baroni. Può accadere di tutto, anche se ovviamente i favori del pronostico sono rivolti verso Valerio Sozzi e Arnaldo Bologni, che sono appaiati. 11,23 per Sozzi e Gisovata Asmodina, 12 penalità per Arnaldo Bologni e Mayday. Ora in campo proprio Massimiliano Baroni con Special Edition Fise. Massimiliano Baroni è nato a Pisa nel giugno del 62, ha affinato il suo bagaglio professionale in Germania, trascorrendo un periodo presso le scuderie di Paul Schockmüller. In mattinata sono stati assegnati i titoli, le medaglie per il campionato Young Riders fra i giovani cavalieri. Successo di Alessandro Grossato, septième de manche, medaglia d'oro, argento per Gianluca Quondam in sella Marble City e medaglia di bronzo per Emilio Bicocchi su Samurai du Pelon. In quarta posizione Irene Mancuso su Kingsway Delight. 8 penalità intanto per Massimiliano Baroni, che va a concludere la sua fatica superando senza errore il passaggio di sentiero, 1,5 metri per 1,60. Il tempo 79,50, dunque c'è anche un'infrazione, 8,75 per Massimiliano Baroni. Ora entrerà in campo Paolo Garofalo con Julius. Quinta posizione provvisoria in questa circostanza.
quinto posto in classifica provvisoria per loro dopo le prime terrà due prove nel quali mirino hanno raccolto il Giuseppe 16° Donofrio, che è molto posto vicino in nella classifica, prima tabella, 21,59. quarto posto nella Paolo seconda Garofalo gara, non può essere considerato una totale, sorpresa, è ormai una costante il rendimento positivo di questo cavaliere che è nato nell'agosto del 59 a Napoli, figlio di Palisander. è stato allievo di Raimondo Dinzeo. Si è classificato qui a Bagnaia al 16° posto nel campionato d'Italia. Fra i suoi cavalli di punta Nicole delle Fiocche, con la quale ha avuto ottimi risultati in campo nazionale, e Julius, un tedesco di 8 anni con cui ha un affiatamento notevole, lo monta da quando il saltatore aveva 4 anni. Per Garofalo dunque 23,90, quinta posizione dopo le prime due categorie. Abbiamo visto il superamento della Riviera che misura 4,10 metri. Intanto c'è un rifiuto, 3 penalità, poi c'è il seguente errore, già 7 penalità per Paolo Garofalo. Si tratta di un percorso contraddistinto da ostacoli di dimensioni notevoli, trattandosi di un campionato italiano. C'è il secondo rifiuto, seconda disobbedienza per Garofalo. Julius sta compromettendo quanto di buono aveva fatto nelle prime due categorie, davvero un peccato. Superata comunque la gabbia di verticali, restano l'Oxer compiante 1,5 metri per 1,70 e il passaggio di sentiero conclusivo, un totale di 22 penalità. In questa 22 le penalità totali per categoria, Julius, 5 in questo primo secondi, percorso della categoria conclusiva, dunque Paolo Garofalo ha raccolto quasi le penalità raccolte in precedenza in due categorie, 23,90 dopo i primi due impegni, 22 oggi, un calo che potrebbe pesare, certamente sarà così purtroppo per lui, sulla classifica definitiva. Ora il quarto in classifica provvisoria, si tratta di Giuseppe Donofrio su Robbie Foulard Blue Chip. Giuseppe Donofrio è comasco, è nato nel 67, 10 punti sì e no a dividere il quarto. ha avuto come istruttori Giorgio Nuti e poi il cavaliere belga di grande prestigio Philippe Lejeune. Nell'83 da Jost e Varla, figlia del puro sangue Aviar. Blue Chips è un cavallo intero olandese di 11 anni. Nello Zio di Praga. Per Giuseppe Donofrio quest'anno terzo posto nel Gran Premio di Michelino, ha vinto la Coppa delle Nazioni a Praga, terzo individuale nel Gran Premio. Meglio di lui fin qui alla Bagnaia hanno fatto soltanto Natale Chiaudani, Arnaldo Bologni e Valerio Sozzi, che vedremo fra poco scendere in campo per le medaglie, ma un pensierino al podio lo fa certamente anche Giuseppe Donofrio, che ha commesso errore all'elemento d'uscita della doppia gabbia. Dunque un errore ripetuto, e acquista un valore molto indicativo il netto agli ostacoli di Stefano Cesaretto su Luis, che merita pertanto una citazione supplementare. Ancora un abbattimento all'elemento d'entrata della gabbia di verticali, ora l'Oxer compiante, il Bosco, quindi il passaggio di sentiero, 13 penalità
e mezzo, 13 e mezzo per Giuseppe Donofrio. 13,50, dunque riesce a distanziare Paolo Garofalo che precedeva in classifica, però è avvicinato da Massimiliano Baroni e da Duccio Bartalucci. Ora i primi tre della classifica. Apre la serie dei percorsi più attesi Natale Chiaudani, terza posizione per lui in sella Reingold de Luynes, cavallo di origine francese di 11 anni. Questo binomio arriva all'appuntamento conclusivo con 17 penalità e 58. Chiaudani è nato a Tortona nel settembre del 1960, è stato ufficiale della scuola militare di equitazione di Montelibretti. Per lui il debutto ai campionati italiani assoluti nell'87, in quella circostanza 10° posto. Diverse volte a Piazza di Siena, per la prima volta nell'88. Sempre quest'anno, a Punta Ala, nell'ultimo dei Gran Premi d'Italia valevoli come qualificazione a questa finale, e si è piazzato al Natale Chiaudani è estremamente determinato nei primi giorni di gare. Cerca di insidiare la leadership di Valerio Sozzi e Arnaldo Bologni, che sono praticamente appaiati, e può contare su un saltatore di primo ordine come Reingold de Luynes, che ha superato la riviera, non c'è errore all'acqua, è ancora netto il percorso di Chiaudani. Naturalmente sale la febbre per questo campionato italiano, che rappresenta una tua importante nel mazzo di ogni cavaliere. Superato anche il verticale in bianco e nero, ora la triplice e quindi la gabbia di verticali. Esce indenne dalla combinazione di dritti Chiaudani, piega a mano destra per affrontare Bloxer. Il tempo è buono e c'è il netto da parte di Chiaudani in 71,07 e si comincia davvero a fare sul serio. Dunque primo percorso immacolato, quello di Natale Chiaudani in sella Reingold de Luynes nel tempo di 71,07. Ed ora dovranno dare il massimo Arnaldo Bologni e Valerio Sozzi per tenere a distanza Chiaudani, che dunque mantiene inalterato il suo bottino di penalità 17,58. Ma vi ricordo ancora che la gara non è finita, perché ci sarà il secondo percorso e proprio là i cavalieri meglio classificati si giocheranno i posti migliori sul podio, i gradini più appetiti, le medaglie. Applausi intanto per Arnaldo Bologni e Mayday. Mayday, cavallo di origine neozelandese di 16 anni, sa leggere e scrivere, lo ricordiamo grande protagonista nel 94, ha regalato un'emozione agli appassionati romani, che hanno salutato il suo successo nel Gran Premio Roma. 1994, una data da ricordare per questo binomio, che ora va alla ricerca di uno scudetto già conquistato peraltro per Bologna e Mayday. 12 penalità a 17,58 Chiaudani. Dunque, per tenere a distanza l'avversario, Bologni potrebbe permettersi anche un solo errore agli ostacoli, sarebbe comunque in vantaggio nei confronti di Chiaudani, però conoscendo Bologni siamo sicuri che questo cavaliere cercherà di insidiare Valerio Sozzi, che guida la classifica. Ha perduto il cap Bologni, sempre veloce con Mayday, un cavallo che non conosce mezze misure. C'è stato un brivido
all'elemento intermedio della doppia gabbia. Sempre briosi i percorsi di Mayday, ora atteso dalla triplice e poi dalla gabbia, bene sui due verticali. Ancora un po' scomposto all'Oxer, c'è l'altro percorso netto. Dunque Chiaudani chiama, Bologni risponde, ha sentito l'insidia portata da Chiaudani, con grande classe Bologni ha completato il suo percorso netto, dunque rimane a 12, il tempo è di 68,91, uno dei tempi migliori, questo a conferma del fatto che Mayday non può procedere, per così dire, con le marce basse, deve innestare sempre e comunque il turbo. Ed ora l'ultimo binomio per il primo dei due percorsi che assegneranno le medaglie. Valerio Sozzi in sella Gisovat Asmodina, cavalla di 10 anni di origine tedesca. Valerio Sozzi è nato nel 68 a Gorla Minore in provincia di Varese. Una cavalla annoverana nata nell'85 da Argentinos. Molto affiatato con Gisovat Asmodina, ma la sua cavalla di punta è Pamina, con la quale ha partecipato ai mondiali di L'Aia. Intanto c'è il primo errore per Sozzi, che dunque cede momentaneamente la leadership a Bologni. 4 penalità per Asmodina. Ora ci vuole una prova di carattere da parte di Sozzi, perché un errore nella prima parte del tracciato può pesare anche sul morale del cavaliere. C'è comunque tutto il tempo per rimediare, anche se Bologna e Mayday sono apparsi molto in forma. Ed ora la bilancia dei pronostici pende nella loro direzione. Comunque si è ripreso da quel mini shock. Valerio Sozzi va ora a affrontare il verticale in bianco e nero, non c'è errore, quindi la diagonale insidiosa, prima la triplice in giallo e nero, poi la gabbia di verticali. Bene anche su questa combinazione. Ancora 2 ostacoli per Valerio Sozzi e Gisovat Asmodina. Dovrebbe rimanere nel tempo, siamo a 72 secondi. Vi ricordo che il tempo massimo è di 77, superato l'ostacolo 78,02, dunque c'è un'infrazione di tempo, 4 penalità e mezzo per Sozzi, 4,50. 4,5 le penalità per Valerio Sozzi. Il parziale è di 15,73. 15,73 per Valerio Sozzi e Gisovat Asmodina. Fra breve faremo i calcoli per darvi le prime 10 posizioni. Intanto in prima posizione ha un solo percorso dal termine Arnaldo Bologni e Mayday, 12 penalità. In seconda posizione ancora Valerio Sozzi e Gisovat Asmodina con 15,73. Poi in terza posizione 17,58 Natale Chiaudani con Reingold de Luin. In quarta posizione c'è, a sorpresa ma non troppo, Andrea Riffeser con Mon Riff 88. Ora ci sarà una pausa, poi ci sarà il percorso della verità, quello che assegnerà le medaglie. Favori del pronostico dunque per Arnaldo Bologni, ma nel campo dell'equitazione, lo avete visto, non c'è mai nulla di scontato. Ai netti di Natale Chiaudani e di Arnaldo Bologni, Sozzi non ha saputo rispondere con un percorso altrettanto valido, dunque 4 penalità e mezzo, leadership ceduta ad Arnaldo Bologni e Mayday. Da una parte questo binomio che tenta il bis,
e dall'altra Natale Chiaudani e Valerio Sozzi, che cercano il risalto, una consacrazione definitiva in questi assoluti della Bagnaia. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, non so se è possibile avvicinare Bologni, che probabilmente sarà ancora in sella al suo Mayday. Ricapitoliamo dunque la classifica. In testa Arnaldo Bologni e Mayday, poi Valerio Sozzi con Gisovat Asmodina, Natale Chiaudani con Rengol de Luynes. E per quanto riguarda invece la classifica di questa categoria, da segnalare che in terza posizione, quando siamo a metà, lo ripeto, della categoria, c'è Stefano Cesaretto. Può essere considerato netto il suo percorso, una piccola sbavatura che riguarda il tempo, un quarto di penalità. Vi ho detto dei cavalieri più illustri che hanno siglato questo campionato assoluto con una vittoria. Abbiamo anche Vittorio Orlandi, Roberto Lupinetti, Alessandro Galeazzi, Duccio Bartalucci, Gianluca Palmizzi, Bruno Scolari, Giuseppe Corno, Roberto Arioldi, che è assente in questa edizione della Bagnaia, Filippo Giannini, Massimiliano Baroni, Arnaldo Bologni, Emanuela Bedini, campionessa uscente. Puntualissimo al nostro microfono Arnaldo Bologni. Intanto complimenti. Allora, vi state passando il testimone, tu e Valerio Sozzi, qui non si sa come va a finire. Lo sai, il campionato finisce dopo il secondo giro, perciò è meglio ancora stare concentrati e pensare al secondo giro. Comunque direi che hai posto una seria ipoteca sul successo finale. Sì. Poi mi pare di poter dire che Mayday è quello dei bei tempi, dei giorni migliori, Sì, Mayday, l'ho detto il primo giorno, è in forma, perciò penso che se io sto abbastanza concentrato e mi concentro bene per il tracciato che Vezzani mette giù, anche perché non sta scherzando con i percorsi che lui mette. Ecco, diciamo che non ha voluto fare sconti, non ha regalato nulla a nessuno, è un percorso degno di un campionato d'Italia. E penso che fa bene, perché almeno in questa maniera non abbiamo più illusioni quando usciremo. Ecco, abbiamo notato in precedenza, quando eri in campo, che Mayday è abitualmente uno dei cavalli che, ecco, vediamo anche il replay offerto dal regista Roberto Gambuti, è uno dei cavalli che segna sempre i tempi migliori. Tu hai detto che ha un carattere un po' particolare, va assecondato, un cavallo ardente, quindi è impossibilitato a prendersela comoda. No, Mayday è un cavallo che ha un carattere molto impulsivo, anche perché lui è un puro sangue e lui ha una difficoltà nel suo tipo di salto, anche perché non ha un salto classico, ha un salto un attimino che lui inventa, e quello che ha di problema è che certe volte manca di copertura. Allora con il ritmo che io riesco a mantenere, questo lo può aiutare nelle coperture degli Oxer. Ecco, abbiamo visto che ti fa sempre sistematicamente perdere il cap per l'alta velocità. No, è perché non avendo anche un salto un attimino classico, ci sono dei salti che vengono inventati e io non riesco a stare composto e perciò mi vola via. Grazie ad Arnaldo Bologni, siamo in chiusura di questo collegamento. Più tardi nel pomeriggio vi proporremo il percorso del binomio che si è aggiudicato il campionato italiano. Linea a Roma ad Armando Palanza. Il titolo italiano di salto ostacoli, ospitato per il secondo anno consecutivo dalla tenuta della Bagnaia in Toscana, torna in mani maschili. Manuela Bedini, campionessa uscente e prima amazzone ad aver conquistato lo scudetto, passa il testimone ad Arnaldo Bologni, che si aggiudica gli assoluti per la seconda volta in sella a Mayday, che nel 94 gli aveva regalato la più grande soddisfazione della carriera, siglando il prestigioso Gran Premio Roma a Piazza di Siena. Nella terza delle prove previste, una categoria a 2 percorsi differenti, Bologni nelle immagini ha posto una seria ipoteca sulla vittoria con un applauditissimo netto che poi gli ha consentito di controllare al secondo giro gli avversari più insidiosi. L'argento è andato a Natale Chiaudani in sella a Rengol de Luynes,
binomio molto affiatato ed affidabile che ha lasciato soltanto il bronzo a Valerio Sozzi, a lungo leader della classifica con Gisovat Asmodina. Al quarto posto il pisano Massimiliano Baroni, che ha preceduto Giuseppe Donofrio, Andrea Riffeser, Loris Pugliatti, Stefano Cesaretto e la campionessa uscente Manuela Bedini, nona con Desiree di San Benedetto. Top 10 completati da Bruno Chimirri su Lady Bell. Va dunque in archivio un'edizione degli assoluti emozionante fino all'ultimo salto e resa veritiera dall'importanza dei percorsi ideati dallo chef de piste Uliano Vezzani. Arnaldo Bologni, Reggio Emilia, ha 35 anni. Mayday, intramontabile, ha 16 anni ed è